Provocatoria inaugurazione a Capoterra di un ponte che non è stato mai costruito, un'iniziativa che vuole richiamare l'attenzione sui mancati interventi dopo l'alluvione dell'ottobre 2008. Giustamente loro. Si sono messi in maschera ma non c'è nulla da ridere. A Capoterra si inaugura il ponte che non c'è, quello di Pauliara, opera per la quale dopo l'alluvione del 2008 fu stanziato 1 milione, ma che resta ancora sulla carta. Il ponte è soltanto l'emblema di quelli che sono i lavori pubblici che devono essere fatti qui da noi per la messa in sicurezza del territorio. C'è il finto governatore a tagliare il nastro, gli ingegneri, le massime autorità civili e militari, finte anche loro, mentre Poggio dei Pini resta tagliata in 2 dal fiume. Dopo 2 tragedie, una è successa uccidendo 2 persone, la precedente che aveva buttato giù sempre lo stesso ponte nello stesso punto non ha ammazzato nessuno, ha dovuto aspettare che facesse le vittime e adesso è ora che facciano un ponte che sia sicuro per tutti. Ci auguriamo davvero fortemente che adesso che è stato appaltato questo lavoro qui si rispettino i tempi di realizzazione, perché non è inconcepibile che gran parte degli abitanti di Poggio dei Pini debbano sottostare a questi guadi improvvisati. L'ultimo intoppo alla costruzione, 400 euro di debiti con Equitalia da parte della ditta vincitrice dell'appalto. Problema risolto, fa sapere la Regione, i lavori ora possono partire. C'è bisogno di ristrutturare tutto, cioè ribonificare tutto. Anche perché tutte le costruzioni che hanno fatto si sa che non si dovevano fare, però visto che sono state fatte, cerchiamo di ribonificare. Ma di ponti per rimettere in sesto il territorio di Capoterra ne sono previsti altri 4. Per quelli non c'è ancora il progetto preliminare.